Anche quest'anno il centro studi, la Casa Studi Piemontese, vuole offrire ai soci, agli amici, a quelli che si interessano di letteratura piemontese, una piccola strenna natalizia in forma poetica ed è l'antologia di quest'anno, che ha la copertina di un pittore legato a Moncalieri, che è Guido Compagno, un olio che rappresenta una scena invernale della nostra provincia. Con quale criterio ho fatto questa selezione? Propongo questa piccola antologia natalizia. Ho cercato innanzitutto di spaziare non solo tra le province del Piemonte, ma anche nei secoli. E ho voluto cominciare dalla fine del Seicento con una natività che ci può dare un'idea di qual era la nostra sensibilità a fine XVII secolo, come si scriveva il piemontese, come suonava la nostra lingua. E questa natività si trova nel volume curato da Gasca e da Clivio ed è di evidente naivete, ma al tempo stesso di grande efficacia. Me bei pastur e me car berger na buona neva mi venude. Santila tu e con allegressa staneit le nai una gran blessa. Ma prima che udì andè, venta che un mostra ancor d'un talè. Andè a Betlemme in una cabana, trovrei un agnelin che l'è senza lana. È opportuno sottolineare che sino all'età industriale, quindi possiamo dire tranquillamente il XIX secolo per Torino, più che di Natale si parla di natività, una festività religiosa, una festività cristiana, una festa dello spirito, il Natale inteso come luci, colori, regali, buoni sentimenti e tanta nostalgia, è un fenomeno, direi piuttosto moderno, che rispecchia la perdita di qualcosa che non c'è più. Questo lo sottolineava già in un vecchio numero dei Brandè, seconda serie, Pinin Pacot, che scriveva: il romanticismo a sua fine la poi trasforma il Natale in un motivo poetico ad moda, una specie di esercitazione comoda e sentimentale. E a spellisse che quasi tutti i poeti piemontesi, la fin del Cento e questa prima metà del Novecento, hanno sobrato un Natale, i so re magi, o so presepi. E il credente all'uved, o meglio all'urasun attraverso le astrazioni dogmatiche della teologia, al miscredente invece, quando si abbandona alla nostalgia del tempo che l'era masnà, risolve in ironia il sentimento che manca. Pacot conclude constatando che sono sparite da un pesco le anime pure primitive d'artista, poeta, pittur, scultur, che esprimiu attraverso i suoi colori e le sue forme, piché tutto in tramulun d'amore, in su figurazione, stupid nanzi al misteri, incantat nanzi al miracolo. Quindi è una storia di incanto e disincanto, il nostro è il tempo del disincanto. Per questo ho preso in considerazione, per esempio, un poeta Bicerin, quindi intendendo i poeti della generazione del Birichì, poeta Bicerin per eccellenza, Viriglio, che dà di Natale questa immagine piccolo borghese, rassicurante, di calda famiglia, dove la spiritualità, la cristianità è piuttosto sullo sfondo. A monte e a val, per piani e per colline, le ciocche sono messe in mezzanotte, mentre i profumi che vendono alle cucine, parlo di capun, che sono toschetti. Sta festa sì, per antica tradizione, prima sfancesa e poi all'arsinun. Natale all'arrivà, Natale è venuto, e il povero patanù bambino Gesù l'è già nasciuto. Vediamo che c'è quasi una sottile ironia, no, in questa ricorrenza.
Altrove troviamo un Natale di impronta più sociale, per esempio il Natale di persone di altra religione, come per esempio Giacobbe Enrico Valabrega, Gev, che israelita non crede nel Cristo, ma da buon torinese è immerso nel sentimento natalizio e non può far altro che rilevare come questo Natale sia fuori, diciamo, dal suo antico senso religioso. Basti pensare che in certe case il pairel dal feu a barbota mandando dur e cucina in ogni stanza, capun e agnulot, sta fan con la barbera veiat crota. Ma su le suffie, invece, battendo i denti, aspetulon che avanza. In certe case a Natale sono tante spese che per in amba strio una famiglia. Ecco, questo è il Natale, diciamo, di sfondo sociale, che d'altra parte troviamo anche in altri autori. Per esempio, Padre Cismondi, che è un poeta di fine sentimento religioso e anche di grande sensibilità umana, coglie comunque un Natale che insieme al suo senso spirituale ha un senso, una dimensione esistenziale. E, nella parlata proprio della Piana Saluzzese dice la prima persona del verbo ha la E, non ha la O, quindi non dice Sercul, dice Serche. Serche parei, sul è il Natal, mandua, camine, ura, aramba, aiarbu de spià e sturzù come l'anima mia, me ferme, sente de sun, guarda sì, e ziri mie camuntu dalla increusa me cœur, segne, me pare turnaviu, me spetta sì, come che il di lontan sin al presepio, descrive l'infanzia e il ver Natal. Ancora possiamo pensare ad un Natale che fuori di nuovo dalla sua dimensione puramente religiosa ha una dimensione psicologica, una dimensione spirituale, ma fortemente connotata di un desiderio, diciamo, estetico di luce, di colore, di suono, come per esempio quello di Candida Rabbia. Stelle Natal i mecachi, cabril colur, madnalus pipasi e serena, anfora di aspatus, busiardi, ciarabas e le gioiere. Fuori dallo sfarzo ingannevole delle cianfrusaglie nelle vetrine. E sempre Candida Rabbia ci presenta questi frutti esotici che però danno un'idea di caldo Natale. L'alkenkенji, il circiandò, amna basta ma per scaudes Natal, sempre più fraid e senza fioca. Quindi la fisionomia, diciamo, di questo Natale piemontese quest'anno prende un po' questa strada che va dal religioso al laico, quasi al profano, certamente cercando sentimenti, immagini ed emozioni perdute. Anche se ci ricorda Tencaioli da Novara, nella sua parlata molto lombarda, che il re dei re, butta giù in mes la paia, le contenda riceve i suoi regal, ma il regal più sebel lo farà lui, mostrando la strada per andare in paradiso. E con questi versi, ringraziando il Centro Studi che ha pubblicato questa piccola antologia Steyling e Natal, ringrazio tutti e rinnovo i miei auguri di buon Natale.